Vai. Una partita andata male, cosa non ha funzionato? No, un po' di tutto, noi abbiamo sbagliato tanto, pure l'arbitro ha messo del suo, però ormai abbiamo dimenticato e pensiamo subito a sabato. Hai avuto l'impressione che il Crotone corresse più di voi, soprattutto nel secondo tempo? C'è stato un problema fisico? Dopo l'espulsione sì, prima dell'espulsione il primo tempo li abbiamo proprio massacrato, non ho visto la palla, il secondo tempo è stata l'espulsione, poi lì è difficile giocare. C'avete un po' di pressione, insomma, all'inizio di questo girone di ritorno c'è un pochino di pressione, oppure l'andata che avete fatto vi ha tranquillizzato, vi ha tolto un pochino di peso? No, ma la pressione c'è sempre, però noi siamo tranquilli, siamo consapevoli delle nostre forze e affronteremo il ritorno come l'andata, tranquilli e sereni. C'è il tempo per recuperare sabato al Sant'Elia contro la Ternana? Sì, quello sicuramente, il tempo c'è, siamo sereni, saremo più forti che mai sabato. Mi dispiace, vai. Contro le prime 4, vi spinge a non dover sbagliare mai contro le piccole, ad avere una pressione in più contro le altre squadre, a sapere di non poter sbagliare? No, noi dobbiamo fare il nostro campionato tranquilli, non pensare a queste cose, noi pensiamo di vincere ogni partita e basta. Sì, quanto ti dispiace non essere riuscito a fare il secondo gol? Poteva chiudere la partita, in quel momento loro erano un po' in difficoltà, insomma, poteva essere il colpo del KO. Sì, ma tanto io voglio sempre fare gol e lì potevo pure fare 2-1, però sicuramente mi rifarò sabato. Gigi, dimenticare Crotone per questo Cagliari è fondamentale. Io penso sia stata una partita un po' nata male, finita male, bisogna già pensare al futuro. D'altronde la classifica ancora ci avvantaggia sulle altre squadre, quindi bisogna dimenticare. Ecco, sabato già la Ternana subito in campo, ci sono 3 squalifiche pesanti però. Sì, ci sono 3 squalificati, ma il Cagliari cambia dati, anche se la Ternana non è più la Ternana delle prime giornate, adesso è una squadra molto più combattiva che va a fare punti anche fuori casa, però penso sia una partita alla nostra portata. Cosa non ha funzionato secondo te a Crotone? Innanzitutto vi devo dire che non ho visto la partita, però ho sentito i commenti, ho letto, qualcuno ha accusato un po' l'arbitro, però non posso dire di più. È mancata che abbiamo fatto qualche errore forse in difesa, qualche errore di nervosismo, poi essendo rimasti in 10 e poi in 9, quindi poi alla fine questi errori li paghi. Un campionato lungo, ti piace questo Cagliari? Che possibilità ha? Il campionato è lungo, sono tante partite, 42, quindi bello che si gioca anche infrasettimanale, quindi non ti concede spazi, quindi devi avere una squadra sempre concentrata e devi avere riserve. Il Cagliari penso che da questo punto di vista abbia tutte le carte in regola per andare avanti e per arrivare nelle prime 2 senza nemmeno dover passare per gli spareggi. Per quello che hai visto nel girone d'andata, quale avversario o quali avversari sono più temibili? A me all'inizio era piaciuto molto per esempio lo Spezia, mi era piaciuto il Bari, poi queste squadre dopo mi hanno un po' deluso perché hanno alternato belle partite ad altre meno belle. Quest'anno ho visto, al contrario dell'anno scorso, sto vedendo molte partite di Serie B. A me una squadra che piace molto per esempio è il Pescara, che mi è piaciuto in diverse partite che ho visto e secondo me penso che col Cagliari siano le 2 favorite. Senti, se esiste qualcosa, cosa deve temere Rastelli in questo girone di ritorno? Io non penso che il Cagliari deve temere niente, il Cagliari deve giocare come ha giocato a girone di andata, adesso come recupererà anche Melchiorri, Sao e tutto, perché bisogna anche tenere presente che mancavano